Una tragedia di proporzioni storiche che di ora in ora si mostra in tutta la sua drammatica enormità. Le immagini dall'alto mostrano la situazione disperata in Germania, dove il numero dei morti supera già di gran lunga il centinaio e risultano 1300 dispersi, ma anche il Belgio è devastato da questa enorme perturbazione che ha causato l'innalzamento di fiumi e torrenti, con la zona di Liegi attorno a Bruxelles che conta danni immensi e 23 vittime, la maggior parte delle quali nella provincia di Liegi, numero che anche in questo caso continua a salire. I vigili del fuoco sono partiti anche dal Veneto già giovedì sera a bordo di un C-130 dell'Aeronautica Militare e sono già al lavoro in zona operazioni di soccorso per soccorrere la popolazione in quest'area che è oggetto di evacuazioni. Trasportati in zona operazioni per la missione internazionale di protezione civile sono soccorritori acquatici e fluviali dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e dalla direzione interregionale. Operano con le mega pompe idrovore HCP utilizzate in casi di grandi alluvioni come l'Acqua Granda che ha colpito Venezia l'altro anno. Ci sono anche 2 fuoristrada e 4 gommoni alluvionali. Come si vede dalle prime immagini inviate, la situazione anche oggi rimane grave. Migliaia di persone hanno le case inondate da acqua e fango, oltre 41.000 sono senza corrente elettrica. Nel sud del Belgio, Liegi è stata evacuata per timore dello straripamento della Mosa, un dramma che si è esteso anche all'Olanda, dove è in corso l'evacuazione di migliaia di persone nella provincia di Limburgo, una tragedia che non ha precedenti per portata e che interroga tutti sulle conseguenze di un cambiamento climatico che dovrebbe comportare anche un cambio radicale di atteggiamento anche nella prevenzione.